Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Buongiorno Sveva, grazie della linea, grazie di permetterci a tutti noi di parlare, spero che si senta bene. E oggi andiamo con la vigilia di Pasqua con tanti argomenti. Innanzitutto le strenne, i consiglioni, no? Ho scritto nel promo, i consiglioni delle strenne. Sono consiglioni perché allertano ciascuno di voi. Non manca tantissimo tempo a Pasqua, una manciata di ore, quindi si tratta di recarsi in libreria e acquistare le ultime strenne. È vero che sono più corpose, famose, palpabili e onorevoli le strenne di Natale, ma è chiaro, però esistono anche le strenne di Pasqua, diciamo, e sono modulate su argomenti in un certo senso più liberi anche rispetto a quelli di Natale, ma altrettanto ficcanti, decisivi per questo passaggio di civiltà che noi stiamo vivendo, intendendo sempre la cultura come termometro. Pensate, era il titolo di una mia trasmissione per Radio Padania negli anni, fine anni 90, termometro, ecco, il misurare il tempo, la temperatura. Questo è un po' il senso ultimo della cultura e del giornalismo che si interessa di cultura. Misurare la temperatura del costume, della mentalità, delle idee. Ecco, non è semplicemente l'aria che tira, titolo che ha costituito da testata a moltissime trasmissioni radiofoniche e televisive. Direi è il vento più sottile che permea nelle membra, quello della cultura. E poi se è cultura identitaria, liberale, federalista, tanto meglio. Allora, poi dopo avremo modo comunque di parlare di astrofisica, astronomia, sul grosso problema dei pianeti mancanti, come ci suggerisce l'ultimo numero di Scientific American, le scienze in italiano. E poi ancora Pico della Mirandola, perché è stato scoperto un documento eccezionale alla Marciana di Venezia che costituisce praticamente una condanna ufficiale da parte della Chiesa nei confronti del povero Pico, che è un po' la versione, se mi permettete, padana di Leonardo da Vinci, meno famoso ma straordinario. Ancora oggi, o almeno fino a qualche tempo fa, si diceva sei un pico, un vero pico, cioè quando sai tutto, il contrario di tutto, un'enciclopedia vagante, ma anche una testa vulcanica che ha sempre idee, a proposito appunto di quello che dicevamo poco fa. Allora, i libri, ve lo ripeto, ve l'ho già annunciato, ma ne parlo più compiutamente. Alessandro Sallusti, lo mostro la copertina, Alessandro Sallusti, L'eresia liberale, un libro assolutamente da non perdere, perché questo non è soltanto, come fanno molti giornalisti, un libro sull'attualità, ovviamente sulla base di un'esperienza eccezionale, come hanno alcuni direttori di giornale, ma poi più in generale sulla base di un osservatorio privilegiato, come nel caso per esempio quello di Alessandro Sallusti. È qualcosa di più. È un'opera, oserei dire, di metapolitica. Che senso ha oggi il liberalismo? Perché stiamo lottando anche attraverso questa radio? E lo sappia l'universo intero, perché è una delle pochissime radio che parla di libertà vera, il pensiero liberale. Giustamente Alessandro Sallusti lo chiama l'eresia liberale, perché apparentemente è andare controcorrente rispetto a che cosa? Rispetto a quelle idee oramai grossolane, putrefatte, come quella del tardo comunismo, il socialismo, la difesa eccessiva del diritto, per il quale comunque combattiamo ugualmente ma alla nostra maniera, il cosiddetto dirittualismo, contro ogni forma di fascismo, ogni forma di stupido e sterile nazionalismo, contro anche, se mi permettete, una cattiva gestione mentale del cristianesimo e del cattolicesimo, per il quale noi siamo disposti ad appoggiare
ed ammiccare, no, con l'occhietto, a patto che sia un cristianesimo autenticamente liberale, e noi oggi facciamo fatica a vederla. Queste pagine di Alessandro sono istruttive, non sono solo informative, sono formative, riguardano anche i nostri tempi recenti. Per esempio si parla anche di Berlusconi, ci sono capitoli dedicati a questioni complesse, no? Come appunto 7 brevi lezioni di libertà. Ecco, appunto, soltanto chi ha fatto giornalismo autentico come Sallusti può permettersi di fare delle lezioni. La lezione non ce la dice il TikToker giovanissimo che si mette a pontificare, ce lo dice chi ha vissuto sulla sua pelle la legge della libertà, che passa anche attraverso l'informazione e la lotta contro ogni forma di repressione culturale. Grazie Alessandro di esistere e di scrivere quello che potrebbe diventare il nuovo breviario del liberalismo del XXI secolo. Voglio passare a un altro libro significativo, ed è Una storia in comune di Fausto Colombo e Lorenzo Luporini. Ve lo mostro. Naturalmente non vi ho detto, ma era Rizzoli, Sallusti pubblica da Rizzoli, mentre qui questa Una storia in comune è un'edizione Mondadori. Gareggiano ancora fra di loro le due illustre casate editoriali lombarde. Ma appunto Una storia in comune, perché la cultura pop racconta chi siamo, è una nuova versione, anche qui un po', se vogliamo, da didassi, ma va bene oggi tornare a fare scuola, perché la scuola forse non funziona più, e quindi sono costretti alcuni personaggi come questi, cioè appunto Colombo, che purtroppo è appena passato a miglior vita e ha lasciato un testamento come questo sulla cultura popolare. Cioè, qual è la nuova cultura popolare? Quali sono le caratteristiche, i personaggi, le forme, le espressioni che noi dobbiamo seguire se amiamo davvero la cultura popolare? Capite? Non la cultura dotta. Ma attenzione, l'ho già detto 1000 volte, la cultura popolare per certi aspetti è più profonda, arguta e sottile della cultura dotta, e se noi non abbracciamo la cultura popolare trasformandola in dotta e viceversa, noi non capiamo il senso ultimo della società e della vita civile. Quindi Una storia in comune, Colombo Luporini, perché la cultura pop racconta chi siamo. Ecco, questo è un altro libro fondamentale. A proposito di cultura popolare, voi sapete che al lunedì io cito anche dei libri, ma preferisco in questo caso citarlo al sabato, perché si tratta di una, secondo me, di una scommessa vinta riguardante una regione che è stata ingiustamente dimenticata per moltissimi anni e adesso ritrova il senso ultimo del suo esistere, le Marche. Pensate che in Europa esistono poche Marche vere, e sono la Danimarca, cioè la Marca, poi vi dico cosa significa Marca, la Marca del Nord, sono la Catalogna, la Marca dell'Ovest, sono l'Austria, la Marca dell'Est, e le Marche italiane, che sono la Marca del Sud. La Marca è quella cuscinetto di passaggio, è quella dogana, è quella frontiera che permette di passare da un interno robusto, cioè da un interno centripeto, a qualcosa che è più esterno. E ovviamente il riferimento era l'antico impero carolingio, che trovava proprio nelle Marche la sua frontiera sud. Beh, qui abbiamo la gente marchigiana nelle sue tradizioni, Giovanni Crocioni. Giovanni Crocioni è un grandissimo studioso di cultura popolare ed è in grado di raccontarci vita, segreti, particolarità le più vaste di costumi, tradizioni, dialetti, cultura popolare, comportamenti atavici che questa regione straordinaria delle Marche, diciamo da Pesaro per arrivare a San Benedetto del Tronto, ma naturalmente anche molto l'interno, Camerino, Tolentino e quant'altro, sono pagine ricchissime di suggerimenti, di proposte per riuscire ad approfondire
tutto quello che riguarda la cultura marchigiana, la gente marchigiana nelle sue tradizioni. Le tradizioni, come sapete, non moriranno mai. E ancora, vogliamo passare ad argomenti più scientifici. Qui troviamo Luca Mercalli, un personaggio oramai televisivo molto noto, che ha scritto Breve storia del clima in Italia, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale. Trovo la storia del clima una delle piste più affascinanti della cultura a sfondo scientifico, a sfondo naturalistico, a sfondo ambientalistico. La storia del clima va conosciuta, perché noi siamo in questo momento all'interno, diciamo così, di una bolla climatica, meteo, questo inizio primavera, e c'è un momento da perdita di connessione, speriamo che si riabbia. Quindi ecco, voglio dire, questo libro ci aiuta a capire quelle che sono le caratteristiche della storia del clima, che è cambiato dall'antichità ad oggi in mille maniere, in mille rivoli. Un personaggio come Mercalli, Luca Mercalli, ci lo può veramente dire in maniera divulgativa, senza arzigogoli troppo accademici, come è nel suo stile. Come vedete, io parlo bene anche di personaggi che appartengono in realtà ad una location diciamo televisiva, diciamo di cui si è impadronita la sinistra, ma poca importanza. Quando il personaggio è valido non ci sono remore e non ci sono ostracismi, va bene? Di Luca Mercalli, Storia del clima in Italia, le edizioni sono Einaudi. Rimaniamo nel campo scientifico, intanto spero che si continui a sentire bene. Rimaniamo nel campo scientifico e abbiamo Silvio Garattini. Silvio Garattini, voi sapete chi è Silvio Garattini? Il 95enne che la sera programma una dieta speciale per riuscire a sopravvivere fino a 100, è stato uno dei protagonisti assoluti già dagli anni 50-60 della medicina e della ricerca medica in Italia, diventato famoso anche per la condanna che fece riguardo al mondo ciclistico del presunto doping di Eddy Merckx, siamo negli fine anni 60, ma a parte quel fatto e a parte alcune idee che ha espresso anche durante il Covid, che possono essere accettabili o no, sicuramente è una persona che ha qualcosa da dire e da scrivere. Farmaci, luci e ombre. Questo è un modo di ammettere da parte di Garattini che non tutti i farmaci vanno bene e non c'è bisogno di credere diciamo nel messia della medicina farmaceutica quando si pensa che esista. In realtà i farmaci vanno selezionati, vanno capiti, vanno usati nella maniera giusta. Quindi il retrocopertina dice pochi e solo se necessari. Questo è il suggerimento di Silvio, tutta la verità sulle sostanze cui affidiamo la nostra salute. Silvio Garattini. Diciamo probabilmente anche un testamento spirituale, anche se auguriamo altri 100 anni di vita a Silvio Garattini, in cui magari si tolgono alcuni peli sulla lingua e si ha il coraggio di parlare finalmente, sinceramente, dicendo tutto il bene ma anche tutto il male possibile delle proposte farmaceutiche che ci ritroviamo. Il Mulino, edizioni Il Mulino, mi raccomando. Per ultimo ritorniamo all'arte e al cinema, al teatro e al cinema, con Il perduto cinema di Ettore Petrolini. Ettore Petrolini è stato il più grande interprete del varietà italiano in anni di tardo fascismo e di inizio repubblica, ma in ogni caso è stato colui che ha interpretato meglio, diciamo, ha saputo declinare meglio alcuni spunti satirici ancora oggi gustosi e preziosi. Ebbene, pochi sanno che oltre al teatro, varietà, cabaret, ha fatto cinema e c'è indubbiamente attraverso questo libro la possibilità di capire che cinema è stato. Probabilmente è stato un cinema di altissima qualità, perché come diceva lui, creare in generale non è fare la riproduzione del vero, è mettere al mondo ciò che non esisteva prima.
Ettore Petrolini, ma l'autore di tutto questo ben di Dio è Gianmarco Cilento, che ha curato questi brani e la cura di questi brani, mito, storia, ritrovamento del cinema di Ettore Petrolini. Per chi pensa che il cinema abbia un senso, io non sono uno dei cultori più fanatici del cinema per tanti motivi, preferisco l'arte figurativa e il teatro, però se il cinema è veramente valido, ed è stato anche valido, anche se poco conosciuto, quello di Ettore Petrolini, vale la pena ritornarci sopra. Io sentivo un giovane parlare su TikTok qualche giorno fa del cinema di Alain Delon, e un giovane che ai tempi non era assolutamente nato, nel 73 usciva un film davvero straordinario, che è La prima notte di quiete, girato a Rimini, con un Alain Delon al vertice della sua carriera, bellissimo, quarantenne, straordinario, amato non solo dalle donne, ma da tutti quelli che volevano imitare la sua vita come maschio. Lì, nella La prima notte di quiete, c'è davvero il meglio del cinema di Alain Delon. Il fatto che venga apprezzato da un giovane che non è vissuto in quel periodo dimostra che il cinema che si faceva allora, negli anni 70, coproduzione italo-francese, era di altissima qualità. E temo che vorrei sentire il parere del nostro caro Vincent Di Maio, temo che attualmente le cose non vadano nella stessa direzione. Passiamo ad astronomia, astrofisica, sguardo al cielo. Parliamo di un problema. Qui Houston c'è un problema. Il problema è dato dal fatto che, come denuncia anche le Scienze, che è la versione italiana di Scientific American, che io rivista che consiglio sempre, anche per quelli che magari vengono dal mondo umanistico, ecco, ma che comunque sono interessati anche, l'avete visto prima col clima, sono interessati anche al discorso che riguarda la scienza in generale, in tutti i suoi aspetti. E in questo articolo si denuncia il problema dei pianeti mancanti. In che senso? In tutta la galassia si è visto che c'è una strana carenza di pianeti che hanno una massa compresa in un determinato intervallo, cioè mancano certe sfere, mancano certi pesi e certi corpi che dovrebbero esserci ma non ci sono. Come mai? Questo è diventato più acclarato, questo fenomeno, man mano che a partire da 30 anni a questa parte sono stati esplorati gli esopianeti. Cosa sono gli esopianeti? Sono quei pianeti che appartengono ad altri sistemi che non sono il sistema solare. Anche perché una volta si pensava, e questo è stato un brutto abbaglio, si pensava che il sistema solare fosse un po' un modello della maggior parte di quello che c'era nell'universo. Ma non è così. Cioè, gli altri sistemi che gravitano attorno delle stelle, ovviamente stelle di costellazioni, le più varie, lontane o meno lontane, diciamo abbaglianti e vivide oppure no, però appunto questi sistemi non hanno le stesse logiche del sistema solare. E questo fatto preoccupa tantissimo gli astronomi perché, per esempio, si vorrebbe capire se il nostro pianeta, la Terra, è un fenomeno raro o se invece le condizioni che hanno permesso la nascita della vita qui da noi siano comuni. E questo comincia a diventare più problematico. Oramai si sta lavorando tantissimo con i telescopi proprio sulla esoplanetologia e quindi si stanno acquisendo dei dati sufficientemente validi e solidi per conoscere appunto tutta una serie di fattori e di situazioni. Ma perché vi dicevo quei pianeti
che dovrebbero esserci e dovrebbero esserci a maggior ragione al di fuori del sistema solare, in realtà non ci sono? Perché sono stati bocciati? Perché se esiste un Dio dell'universo ha ritenuto che quella tipologia di pianeti non fosse adatta a sopravvivere al contrario di altri pianeti? C'è una strategia in tutto questo, non voglio dire una strategia religiosa, ma una strategia di meccanicismo, diciamo, naturale, che potrebbe tener conto appunto del fatto che alcuni corpi non riescono a sopravvivere. Alcuni corpi dotati di una certa massa e una certa specificità non riescono a sopravvivere. Questo poi ci riconduce ad Einstein, che è morto 70 anni fa, si stanno facendo le celebrazioni, il quale naturalmente, non lo dimentichiamo mai, era un grande conoscitore di tutti i segreti anche spirituali dell'universo. Ed è curioso che quello che viene considerato il massimo scienziato del Novecento in realtà fosse anche uno spiritualista. Fosse uno spiritualista, uno. Due, credesse nell'astrologia. Einstein, no? Non so se lo sapete, ma qualcuno ve lo tace, credeva proprio nella realtà astrologica, cioè nel rapporto tra la nascita e il cielo che sta sopra, o eventi e situazioni che appartengono a ciascuno di noi e quello che in quel momento passa nell'universo. Quindi questa mente era una mente vulcanica, era una mente eretica, direbbe Alessandro Sallusti. E vedete il senso ultimo della libertà. Senza la libertà noi non arriviamo a capire delle cose che un certo tipo di cultura di massa, mainstream, boccia, tace o considera fasulle. E mi spiace pensare che la stessa divulgazione scientifica per tanti anni sia stata in mano, non faccio nomi, a personaggi che hanno ritenuto impossibili alcuni fenomeni, trattandoci come dei rimbambiti, trattandoci come dei cretini, degli stupidi che dovevamo credere alle belle favole. Allora, nessuno vuol credere alle belle favole, qui non si sta parlando di dominio del religioso, ci mancherebbe altro, anche se siamo sotto Pasqua. Quello che conta però è credere in qualcosa anche che apparentemente sembra impraticabile e impossibile. L'aveva fatto perfino un certo Einstein. E vi è più che la materia incandescente, per esempio dell'astrofisica, appare gigantesca in tutte le sue forme, con il catalogo appunto per esempio degli esopianeti, ci si rende conto di quanto sia difficile riuscire a stabilire una legge generale cosmica che ha veramente retto tutto il sistema. E viene anche in mente Giordano Bruno quando parlava appunto di un numero infinito di mondi finiti, che sarebbe proprio, diciamo così, il senso ultimo di quello che ci gira attorno. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Peccato che questa notte sia difficile da interpretare sotto tutti i punti di vista, perché il nostro rimane, anche se ci sono i telescopi, un occhio umano, un occhio limitato, un occhio che oltre un certo genere non riesce a vedere. Ma proprio per questo noi possiamo supporre che la verità stia oltre, sia oltre la frontiera la verità, in tutto, nell'arte, nell'umanesimo, nella letteratura, nella filosofia, nella politica e quindi anche nella scienza. Siamo arrivati al break, cara Sveva, e quindi noi ci sentiamo tra qualche minuto. A dopo! Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito?
sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi. Con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea. Grazie Sveva. A questo punto entra in scena Pico della Mirandola, una delle menti più estese, profonde, lungimiranti, complesse e geniali della storia dell'umanità. Era nato a Mirandola, nel cuore della pianura padana. Aveva viaggiato ma non tantissimo. Questo lo apparenta a tanti altri. Mi viene in mente Salgari, mi viene in mente Ariosto, che sicuramente erano stati grandi nonostante i viaggi fossero stati limitati. Ma noi siamo nel 400 e succede un fatto a un certo punto, perché alla Marciana di Venezia è stata trovata la bolla di Innocenzo VIII, un papa un po' isterico, destinata al re di Francia nel 1482, che condanna il filosofo e ne ordina la cattura. Si è parlato tanto di Pico, appunto, che ancora oggi lui simboleggia l'enciclopedia vivente. Però si è un po' sottovalutato questo fatto, che la Chiesa lo ha perseguitato, come ha perseguitato Savonarola, come ha perseguitato più tardi ovviamente Galileo Galilei e quindi tanti altri che hanno, diciamo, sfidato in qualche modo. Giordano Bruno, per esempio, è stato messo al rogo a Campo dei Fiori a Roma. Io devo dire, ovviamente la mia posizione è sempre pacata, perché non tendo a idolatrare né la Chiesa per quello che ha fatto, né all'opposto questi sfidanti, questi campioni di, diciamo così, eresia. Il discorso è estremamente complicato per un fatto. Pico della Mirandola aveva delle conoscenze tipicamente rinascimentali, quattrocentesche, tardo quattrocentesche, che stupivano tutti, perché tutti quelli che lo conoscevano, l'avevano conosciuto, tendevano proprio a rimanere folgorati, sia a livello di nozioni, quello che volgarmente viene chiamato nozionismo, no? A livello di nozioni scientifiche su tutto, dalla scienza alla filosofia, all'arte, alla lingua, alla religione stessa. Ecco, e dall'altra parte però venivano colpiti da questo suo continuo rimuginare le cose, perché un uomo veramente intelligente non solo acquisisce dei concetti o delle presunte verità, ma si chiede se siano davvero verità. Fu il caso proprio di Pico della Mirandola. In particolare successe questo. Prima l'abbiamo citata, l'astrologia.
Oh, piccola parentesi, questa volta è l'ultimo richiamo. Un augurio a Sgarbi che si sta riprendendo, mi raccomando Vittorio, perché mi viene in mente la Ferrara che fu progettata come città, o almeno ingrandita, proprio in quell'epoca sulla base di una configurazione astrale. Del resto, se andate a Palazzo Schifanoia a Ferrara, voi potete godere dei più grandi cicli pittorici dedicati agli astri e allo zodiaco. Ma insomma, fatto sta, Pico della Mirandola. Mirandola non è lontana da Ferrari, da Ferrara, dalle stelle e dal cipiglio sgarbiano. Ultima battuta, veramente, avremo modo di tornare sul libro del papà di Sgarbi, che ha lasciato un testamento spirituale eccezionale. Bene, Pico credette nell'astrologia, studiò tantissimo l'astrologia, mica come certi divulgatori di oggi, no? Che non conoscendola la giudicano una furfantesca bravata mentale, ossessiva e ingannatrice. Allora Pico ebbe modo davvero di approfondire tutti gli aspetti possibili e in qualche modo collaborò alla sua divulgazione, alla divulgazione dell'astrologia. Tenete conto, come abbiamo detto appunto, che il clima complessivo anche a nord degli Appennini era quello in quel momento, ma era così anche a Roma, di vedere con empatia, perfino da parte di alcuni membri della Chiesa, questo tipo di approccio al cielo. Quindi Pico della Mirandola in qualche modo fu un grande interprete, divulgatore e interprete dell'astrologia. A un certo punto della sua vita rinnegò in parte quello che aveva divulgato. Disse no, ma forse mi sono sbagliato. Perché sapete qual era il punctum dolens, si dice, il punto dolente di tutta la faccenda, ma lo è in parte ancora oggi. Ma allora il libero arbitrio non esiste. Non esiste se noi siamo condizionati, perlomeno a livello simbolico, non ovviamente si pensa oggi fisico, elettromagnetico, a livello simbolico, da quello che ci sta sopra. Noi non siamo liberi veramente. Come facciamo a essere liberi? Noi seguiamo un percorso che ci rispecchia lassù come modo d'essere, modo di fare, che evidentemente compartecipa a un grande progetto generale, non so stabilito da chi, dalla natura, dall'universo, da Dio, dal mondo, da quell'infinità di mondi finiti di cui dicevo prima. Ma quel percorso come può lasciare dei varchi, come può lasciarci ancora un margine di libertà? Noi siamo dentro quel percorso. Tutto questo struggeva Pico, perché ricordatevi di una cosa: le menti più grandi sono le menti più lacerate, che soffrono di più, che si chiedono ogni giorno e ogni notte il senso ultimo di quello che stanno studiando. Non sono quelli che hanno la parola facile e che sono convinti in maniera assoluta di quello che dicono. Perché, come scrive Sallusti nell'eresia liberale, noi non abbiamo i dogmi, abbiamo i dubbi e la perplessità. I dubbi e le perplessità. E soltanto i grandi uomini hanno dubbi e perplessità. Lasciate le certezze alle amebe, ai vermi striscianti dell'universo. E quindi il Pico in qualche modo ritrattò quello che aveva detto e pensato e scritto prima, ma era troppo tardi. Era troppo tardi perché aveva gettato un seme malvagio, secondo Innocenzo VIII. Cioè non aveva seguito quello che era il criterio
di un certo tipo di mentalità religiosa. Questo dramma è autentico, cioè è autentico perché tutti quelli che si sono interessati del problema l'hanno vissuto. Pico, nella sua grandezza, ne morì perfino, ne morì dal dolore, ma pagò anche il fio di questa umiliazione. Quindi si ordina la cattura di Pico, come si ordinerà più tardi, cara Sveva, la cattura di Giordano Bruno. E quindi questo momento drammatico, ecco, io parlo di rilancio del Pico in questo frangente d'epoca, in questo momento così complesso del post-Covid e della guerra infinite, delle guerre infinite che stiamo vivendo, assume un senso se valutiamo quanto poi l'umanità, anche in una sola persona, in una sola, che specchiava la grandezza di tutte le menti umane, Pico, potesse in qualche modo assommarsi, accumularsi il dubbio atroce di tutto quello che stiamo pensando e facendo. Non è un eroe Pico, perché nessuno è un eroe. Conviene sotto il periodo pasquale seguire la via dell'umiltà, cioè quello che è l'insegnamento più alto del cristianesimo, rimanere umili. Ma lui aveva dimostrato, Pico, di essere umile, perché aveva detto: forse mi sono sbagliato. Quanti maîtres à penser, quanti politici, quanti scienziati, quanti divulgatori, quanti giornalisti, quanti scrittori oggi sarebbero disposti a una certa età a dire: scusate, mi sono sbagliato, quello che ho scritto non è la verità, ritratto tutto. E lo fece anche Galileo Galilei, ma al di là del fatto che non esiste più quella chiesa di una volta, a me non piacciono le posizioni tetragone che ci sono in tutti i cantoni, si dice alla milanese, i cantun, possibili e immaginabili, capite? Sono quelle posizioni estremistiche che ritengono che non sia possibile mettere in discussione quello che è stato detto da un certo punto di vista, in un modo o nell'altro, naturalmente. Quindi è il senso ultimo poi dell'esistere come radio, no? Questo fatto. Cioè di ascoltarci ogni giorno e pensare: ma quello che ho detto è giusto oppure no? Quindi una radio come la nostra si è giovata di tantissime osservazioni anche da parte di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che non hanno sempre accettato quello che è stato detto, ma hanno accettato il principio che sta dietro, appunto, la libertà e la ritrattazione. La ritrattazione non è incoerenza, capite? Per esempio, se noi siamo passati da Radio Padania a Radio Libertà, non è che abbiamo ucciso l'identità, l'abbiamo riscattata da una posizione illiberale, che è una cosa diversa. E questo in qualche modo ci salva. Parliamo di salvezza nel giorno di Pasqua. Parliamo di morte e rinascita, no? Che è un concetto già antico degli antichi greci, molto forte e molto realistico sotto questo punto di vista. Quindi Pico è quella roba lì, Pico è quella quintessenza, mi permetterete, della padanità, ma anche dell'italianità, che procede senza certezze. Ma viene condannato proprio per questo,
Il paradosso che la condanna della Chiesa di allora nasce da una spocchia, da un'arroganza, dalla sicurezza assoluta che doveva essere così e non poteva non essere così. E questo poi è tipico veramente di alcune posizioni ancora attuali di alcuni gruppi religiosi, senza nessun riferimento, comunque lo dico, nella misura in cui non c'è la volontà di mettere in discussione alcuni dogmi, alcuni precetti di varie nature, di varia forma. Perché è poi vero che noi possiamo anche da queste onde criticare chi al vertice della Chiesa vuole andare in una direzione eversiva, ma critichiamo al tempo stesso chi non permette di andare in quella direzione eversiva, perché i Savonarola sono sempre in agguato. I frati Savonarola sono sempre in tragico agguato. Voglio passare come ultimo argomento ad una riflessione sulle parole di Re Carlo. Sono passati già diversi giorni, ma non si spenge, uso il termine alla toscana, no? Spenge. Non so se a Roma, secondo me a Roma, sentiamo sveva, si dice spegnere o spengere la luce? Beh, Allora, comunque in è da realtà in romano Pronto? in romano è spengere, però insomma io uso sempre spegnere. Ecco, ma vedi, ecco, torniamo per capire le radici del discorso, no? Il toscano che aveva influenzato anche Roma nell'età medievale moderna, quando il dialetto di Firenze diventa padrone anche del centro-sud, ebbene si diceva appunto spengere. Quindi non bisogna mai spengere la luce rispetto a questi e non si sta spengendo, voglio usare per una forma anche così di empatia col popolo del centro Italia, che consideriamo comunque fratello nel federalismo. Ebbene, non si spenge l'eco delle parole. Ma che cosa ha detto alla fine, quando ha parlato al Parlamento, quando ha parlato al governo, quando ha parlato all'Italia, quando è arrivato con la Camilla, il suo grande amore, la Camilla, per la quale appunto lui aveva già, quando era in vita, abbandonato almeno mentalmente l'ardore e il fuoco per Diana, che fece poi una brutta fine, se ricordate. Beh, in parole povere, riassumendo, il re viene qua, vede il Papa di straforo, ma sembra gli urga dentro una comunicazione da dare all'Italia. Dice appunto, scusate, io non so parlare bene la lingua di Dante, la lingua di Dante, no? Quello che a volte diciamo anche noi conduttori qua o altri conduttori, non la so parlare, mi perdonerete, ma ho delle cose da dirvi. Per esempio, ho da dirvi che l'Italia senza l'Inghilterra non poteva nascere e noi abbiamo sempre visto di buon occhio la nascita, lo sviluppo e la continuità della civiltà italiana. Beh, qui tra parentesi voglio ricordare tutti gli inglesi che sono innamorati proprio in particolare della Toscana e del Lazio, della Tuscia, del Lazio settentrionale, che effettivamente sono posti bellissimi, no? Però diciamo c'è proprio questa vocazione per un certo tipo di collina non lontanissima dal mare ma neanche troppo vicina, appunto, che caratterizza l'Italia centrale. Ma comunque dice appunto la civiltà, questa civiltà io la vedo di buon occhio perché in fondo noi inglesi, e questo è il punto del discorso che ha registrato più attenzione, noi inglesi abbiamo partecipato addirittura alla vicenda garibaldina. Apriti cielo, apriti cielo, sono quasi 2 settimane che sui social sta infuocandosi il discorso
riguardo proprio soprattutto a quest'ultima battuta. Poi non è finita. Lui, Carlo, tira fuori la Resistenza. Diceva, ma siamo anche verso il 25 aprile e quindi voi sapete che questa vostra civiltà, che vi abbiamo aiutati a nascere e a far crescere, ha vissuto il suo acme con la Resistenza. Poi cita anche un partigiano, poi va a Ravenna, alla tomba di Dante, per chiudere il discorso su Dante. C'è un momento di psicosi collettiva, no? Anch'io sono stato sulla tomba di Dante e voglio ricordare, cioè, che per quanto sempre, come sapete, cultore di tutti i dialetti, i cosiddetti dialetti, quindi di tutte le lingue locali d'Italia, certamente non posso non essere anche cultore della lingua meravigliosa di Dante, che ho insegnato a scuola. E quindi quando io arrivai a Ravenna col nostro famoso giro che facemmo come Arte Nord, io mi prostrai davanti alla tomba di Dante. Dissi delle parole irripetibili, no? In nome di un culto della personalità francamente eccessivo, no? E così pare sia stato anche per Carlo e Camilla. Ma che cosa possiamo dire? Allora, il vertice della discussione siamo agli ultimi minuti, cerco di sintetizzare. Il vertice della discussione è questo. Finalmente arriva qualcuno che ammette che senza gli inglesi, vero, Peppino, il Peppino, l'eroe dei due mondi, non riusciva a fare l'Italia. È già bella ammissione. Allora dove sta questo coraggio, questa grandezza, questa esuberante genialità di Giuseppe Garibaldi? Dove sta? Che senza gli inglesi non faceva una minchia di niente! Vergogna! Ma non è l'Italia che non si doveva fare, l'Italia andava fatta senza Garibaldi e senza gli inglesi. Del resto, Re Carlo, come sottolinea Tommaso Cerno, direttore del Tempo, è piaciuto perché comunque ha ammesso, seppur alla sua maniera, che la civiltà italiana è una civiltà unica al mondo. E questo ovviamente ci ha fatto piacere, ci ha fatto enorme piacere. Però l'amara pillola che ci ha fatto digerire è stata quella di dire, già, senza l'aiuto di, come dite a Roma, di Sveva, de Noantri, non si arrivava da nessuna parte. E questo ovviamente non è proprio una forma di consolazione tra le più, come dire, tra le più confortanti. E poi quell'accenno alla Resistenza, attenzione qui, attenzione, parlo a me stesso, attenzione Andrea a dire fesserie. Siamo tutti antifascisti, l'ho già detto 10.000 volte, ma il fatto di essere antifascisti non costringe a parlare soltanto e in termini soltanto positivi, magnificenti, no, leccaculistici della Resistenza, perché anche chi non ha fatto la Resistenza, anche chi come mio padre è andato preso in cattura dai tedeschi a distruggere il suo corpo, non fino all'ultimo aver riuscito a generarmi, ma quasi a farsi distruggere il suo corpo dai nazisti. E allora, prima parlavamo di eroi, chi sono i veri eroi? Sono i reduci dai lager come mio padre, anche chi se non era ebreo, Ma non ha importanza, certo ha maggior ragione gli ebrei, dico, o sono solo i resistenti che producevano degli agguati nei confronti dei fascisti? Punto di domanda. Certo, il passato che non passa, la maledizione del Novecento. E mi fermo qui. Una riflessione per Pasqua. Pace.
Pasqua, la parola Pasqua è parlata a pace. Quindi non c'è bisogno di rinvangare ancora vecchi asti, vecchie prosopopee di guerra, vecchie lorde rivalità. Cerchiamo di capirci e di comprenderci e di non dilatare troppo il senso ultimo delle cose e delle appartenenze. Cerchiamo di chiudere ora questo capitolo della guerra, perché non se ne può più, della guerra in corso, mi riferisco soprattutto a Ucraina-Russia, in tutte le maniere. Pare che chi conduce il governo lo stia tentando in maniera esemplare, ma dobbiamo chiudere qui, perché noi continuiamo a rivendicare la via del federalismo. Un grande abbraccio a tutti, a risentirci, buona Pasqua, Venezia risorga, risorga Venezia, come Gesù, per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professor